Al TG2, crisi economica senza precedenti. La Banca Centrale Europea ha confermato il calo netto nel primo trimestre 2020 con la previsione di un crollo fino al 12% a fine anno. Per sostenere la ripresa, l'azione monetaria di Francoforte continuerà, ma gli analisti della BCE si aspettano risposte adeguate e in particolare interventi di ampia portata e rapidi da parte dei singoli governi. Vediamo il servizio di Alessandra Orlando. Dall'alto della torre di Francoforte la BCE studia l'Europa e calcola i danni della pandemia nei primi 3 mesi dell'anno vissuti nell'angoscia sanitaria. Il PIL, la ricchezza prodotta dai paesi della zona euro, ha subito un calo del 3,8%. Il secondo trimestre sarà più duro. A fine anno il PIL potrà crollare fino al 12%. Quello che colpisce gli analisti della BCE è la velocità e l'entità della crisi. La ripresa dipenderà dalle risposte e dall'efficacia delle politiche dei governi. Da parte sua la BCE conferma che continuerà a fare quanto necessario. Oltre all'acquisto di titoli di Stato, potrà ampliare il programma da 120 miliardi legati all'emergenza coronavirus. Sarebbe un errore, la BCE lo dice a chiare lettere, lasciar fallire imprese sane, essenziali per rilanciare l'economia europea. Lo shock ha avuto effetto sul reddito e sull'accesso al credito, andrà quindi rafforzata la domanda per stimolare i consumi e dopo le previsioni della BCE la Borsa di Milano ha chiuso in negativo insieme a tutte le altre borse europee. Tutto questo si innesta in un quadro già di per sé difficile in Italia. Nel 2018 il 27% degli italiani era a rischio esclusione sociale. Nel 2019 la povertà assoluta riguardava quasi 8 persone su 100, con grandi differenze tra nord e sud del paese. Ora l'emergenza Covid, spiega l'Istat, ha aumentato il rischio e accelerato la necessità di risposte complessive e soprattutto rapide. E domani si riunisce il Consiglio dei